Cari telespettatori, riprendiamo le dirette da quest'oggi, in modo particolare i nostri ospiti CGIL, anzi da ieri abbiamo ripreso le dirette, abbiamo parlato del mercato del lavoro, come cambia, anzi come fermenta, e oggi invece anche su vostra richiesta e insistenza riprendiamo necessariamente a parlare di pensioni con i nostri amici dello CGIL del Veneto. Ben ritornata Maria Pistorello, primario signore, segretario, ben arrivata, e ben ritornato Daniele Tronco, live, quindi sono in carne e ossa, possono anche rispondere. Comunque dopo, come sempre, avremo le nostre repliche eccetera, voi continuate a scriverci, noi leggiamo le vostre mail, ve lo assicuro, cerchiamo di rispondere e lo dico un po' per tutti quanti, per le questioni specifiche di cui ci avete scritto è meglio chiamare le sedi provinciali dello CGIL del Veneto ed andare con tutta la propria documentazione. Non importa di non essere iscritti o non essere iscritti, non c'entra niente, quindi questa è un'altra domanda che spesso ci è stata fatta. Voi chiamate, chiedete un appuntamento e cercate di affrontare la questione. Per le questioni un po' più grandi, più di carattere tra virgolette politico, se appartenete a una categoria che non è quella dei dipendenti o altro, c'è la segreteria organizzativa, c'è la sede centrale di Mestre che può darvi delle risposte. Comunque noi cerchiamo di rispondere più o meno a tutti con una mail o magari con una telefonata per darvi supporto, c'è qualcuno che vi può dare una mano. E comunque fate controllare sempre la vostra pensione, questo è un punto fisso che è bene sempre fare. Allora, tema di attualità purtroppo è l'eterna questione delle pensioni. Si parla spesso di pensione anticipata, si parla di lavoratori precoci, i cittadini sostanzialmente non hanno capito ancora nulla, c'è chi ha l'aspettativa già di poter anticipare il proprio periodo pensionistico ma non è al corrente che le vertenze sono ancora in atto e ci sono dei piccoli e grandi problemi. L'incontro, se non sbaglio, prossimo dovrebbe essere con il governo, con Poletti, il 21 settembre prossimo, mi confondo. E sembrerebbe al momento che però la Furlan, la CISL, abbia dato una certa apertura, mentre la CGIL, la Camus è molto più cauta al riguardo. Tanto Poletti ha esordito per i lavoratori precoci e per la 14ª soprattutto, che si parlava di un'estensione della 14ª, soldi non ce ne sono, si rimanda al 2017. Cosa ne dite voi? Qual è il punto un po' della situazione? Allora, il tavolo aperto con il governo sostanzialmente si articola in due momenti. Un momento che riguarda la previdenza, le pensioni e i pensionati, e un altro tavolo riguarda invece il mercato del lavoro e i pensionandi, cioè le regole che riguardano i lavoratori che sono ancora attivi e che devono andare in pensione. Sono due, e anche il meccanismo del mercato del lavoro in senso più generale. Sono due, diciamo, momenti e vedranno il 21 di settembre una conclusione, diciamo, della discussione, poi si pensa il 28, se ci troveranno le soluzioni si dovrebbe procedere alla sottoscrizione di un accordo. Questo è già un elemento di novità, cioè c'è un tavolo di discussione. Questo è un fatto sicuramente positivo. Adesso qui va ricordato che per anni ci è stato praticamente impedito di fare una contrattazione col governo, e il fatto che ci sia una discussione è già un fatto positivo. Diciamo che tra i fatti positivi è che il governo ha messo a disposizione una certa somma, perché le cose non si fanno a costo zero. Il fatto negativo è che questa somma non è molto alta, cioè meno di 2 miliardi di euro che il governo ha messo a disposizione, sembra, per fare tutte le operazioni, sia sulle pensioni sia sul mercato del lavoro. Diciamo subito che con meno di 2 miliardi di euro difficilmente si troveranno soluzioni positive a tutte le questioni che sono sul tappeto. Perché sono soluzioni che in parte rispondono a un blocco che ormai è da anni che c'è. Cito per esempio il rinnovo dei contratti di lavoro di tutti i settori pubblici e parapubblici, che da 8 anni
salvo piccole parti, per esempio nel sistema della difesa o dell'ordine pubblico, ma nella gran parte dei contratti della sanità, del mondo, diciamo, del pubblico impiego sono bloccati da 8 anni. È chiaro che per trovare soluzione di un rinnovo non della colazione, non del cappuccino, bisogna predisporre una disponibilità economica molto consistente. Adesso ho fatto questo esempio, ma anche nei punti, diciamo, che adesso cercherò di dire oggi in questa trasmissione, c'è bisogno di una maggiore disponibilità economica, che con meno di 2 miliardi non si troveranno soluzioni. Quali sono queste cose che noi abbiamo chiesto come sindacato nella piattaforma unitaria? C'è un tema che riguarda la rivalutazione delle pensioni. Noi sappiamo che scadrà prossimamente la legge Letta, che aveva ripristinato un meccanismo di rivalutazione. Le pensioni, come sapete, una volta che un cittadino va in pensione, non ha più i rinnovi contrattuali, quindi la sua pensione si cristallizza, perde potere d'acquisto in relazione alla dinamica del costo della vita, no? Cioè, io prendevo 100 euro 10 anni fa, certo, non è esattamente la stessa cosa di prendere 100 euro adesso, si compra molto meno, quindi c'è il problema di rivalutare le pensioni. Nella piattaforma del sindacato noi proponevamo una rivalutazione fino a 7 volte il trattamento minimo, che sostanzialmente corrisponde a 500 euro, quindi fino a 3.500 euro lordi, una rivalutazione. Certo che c'è anche il problema oltre i 3.500, ma almeno fino ai 3.500 lordi, perché tenete conto che 3.500 lordi poi c'è tutta l'incidenza delle tasse, degli vari oneri che nelle pensioni italiane gravano in modo particolare, per cui lo Stato da una parte te li dà, ma dall'altra parte te li toglie. L'esempio delle pensioni è proprio classico, perché l'INPS eroga e lo Stato prende il 22, 23, 24, 27% a seconda del reddito, se le riprende in tasse. Per cui c'è anche una situazione di contribuzione che il pensionato fa. C'è il tema della rivalutazione. Poi abbiamo un tema che riguarda alcune situazioni, per esempio la 14ª. Noi abbiamo molti pensionati che non vedono riconosciuta la 14ª. Noi vorremmo estendere la 14ª anche a fasce di pensionati, qui stiamo parlando di fasce medio-basse, che oggi non godono della 14ª. La 14ª in parte è stata riconosciuta per i redditi più bassi, ma atteso che poi in alcuni casi l'INPS non la eroga, ma questo è un altro discorso, insomma, che ci troviamo. Ti interrompo solo un attimo perché sennò ci sono diversi punti, così dopo intanto diamo anche modo alle persone di comprendere bene. Proprio Boeri quest'oggi o ieri si è pronunciato sulla 14ª dicendo è una spesa eccessiva, non riusciremo, è inutile farla e soprattutto non ci sono possibilità economiche per poterla fare, quindi sembrerebbe già posticipata il prossimo anno e da dal prossimo anno in poi figurarsi che fine può fare, perché è difficile sostenerla, anche perché poi c'è chi ha una pensione bassa che però andrebbe calcolata alla luce anche dell'ISEE e quindi del reddito familiare, prenderebbe la 14ª ma in realtà non avrebbe un reddito poi così basso ed è difficile fare questo calcolo complessivo, quindi ha individuato un po' la difficoltà, allora, dicendo non ci sono risorse. Cosa adesso senza polemica, ma con quel pizzico di polemica che va sempre fatta, Boeri farebbe bene a fare il presidente dell'INPS, non il Presidente del Consiglio, perché non è stato diciamo, nominato Presidente del Consiglio. Quindi sono compiti che spettano alla politica dire se bisogna fare o non fare un provvedimento che riguarda delle persone che hanno redditi medio-bassi. È vero che costa,
Boeri tra l'altro dice anche delle cose giuste, tipo che ci sono trattamenti non derivanti da contributi, per esempio penso alle rendite diciamo di posizione che hanno certi politici, certi amministratori pubblici. Vabbè, ma questo è un discorso diciamo che lui fa perché vuol condire con un'idea un po' populista del tema. Il tema vero è che lui sta sostenendo una tesi, e l'ha fatto anche con la distribuzione della bustona arancione, di una polemica sterile tra generazioni, cosa che noi non ci stiamo, perché noi siamo i primi che per esempio hanno detto che siamo disponibili a soluzioni di solidarietà intergenerazionale, cosa che abbiamo fatto anche praticato per il passato. È vero che è un provvedimento che costa, si tratta di ragionare tenendo presente che noi stiamo parlando di una platea di pensionati che è particolarmente diciamo colpita nel reddito, perché poi con l'introduzione del nuovo meccanismo dell'ISEE il sistema di calcolo su chi ha diritto o meno è molto fortemente selezionato, non è una erogazione generica su vari trattamenti previdenziali. Si tratta di stabilire appunto quant'è l'onere da mettere a disposizione. C'è poi una questione di equità, per esempio la no tax area che recentemente abbiamo strappato un miglioramento della situazione precedente di qualche centinaio di euro. Noi chiediamo venga definitivamente superata, perché non è socialmente accettabile che ci sia un trattamento fiscale diverso tra un lavoratore dipendente e un pensionato. Cioè bisogna parificare la no tax area, quindi quell'area di esenzione al reddito a 8.000 euro, che è diciamo, la soglia che viene usata per i lavoratori dipendenti. Oggi per i pensionati questa soglia è più bassa. Noi non pensiamo che questo sia un provvedimento che va, diciamo, che va preso. Sì, poi diciamo il tema del trattamento del reddito. Guardate che se noi non introduciamo un elemento di nuove risorse che vengono poi utilizzate per espandere l'economia, questa è un'operazione macroeconomica, perché si introducono elementi di risorse economiche che vengono poi destinate allo sviluppo e lo scontro vero che c'è, questo va detto in modo molto chiaro, è tra chi oggi sostiene che bisogna andare ancora risorse diciamo, sul fronte della defiscalizzazione dei contributi alle aziende, piuttosto che utilizzarli sul fronte del welfare sociale. E questo è lo scontro oggi politico che c'è, che vi vede coinvolti. Che ci vede coinvolti, perché abbiamo letto insomma, di prese di posizione di economisti vicino a Confindustria che fanno un'operazione, diciamo, che dicono sostanzialmente no, ma perché diamo i soldi ai lavoratori e in busta paga ai lavoratori e ai pensionati? Questi soldi qua utilizziamoli per darli alle imprese. Allora questa cosa qua per noi non è accettabile, perché poi abbiamo visto che nel corso del tempo non è che questa politica ha generato inversioni. Noi abbiamo uno sviluppo del PIL, che è anche questa una notizia di questi giorni, che per esempio paesi che stanno come noi in situazioni economiche simili alle nostre, vedi la Spagna, ha avuto un incremento negli ultimi anni di 15 punti, dice stessa Centro Studi Confindustria, e l'Italia dello 0,5.
assolutamente. 0,5% contro il 15%. Comunque adesso l'Espagna è più 3 del PIL. Quindi. Certo, ma bisogna fare politiche espansive di natura classica, cioè qui non si tratta di inventare l'acqua calda, si tratta di dire che se tu vuoi sviluppare l'economia devi dare più soldi alle persone che possono spendere, perché se tu non dai più soldi alle persone che possono spendere, quindi che possono comprare beni e servizi, tu non introduci un ciclo virtuoso che poi porta a più sviluppo, a più occupazione, eccetera. Si tratta di fare un orientamento politico, è un orientamento politico che va fatto. Quindi il governo deve assumersi questa responsabilità e deve aumentare le risorse che destina a questo fine. Oltre che c'è una questione anche molto materiale, che quando tu ipotizzi che una persona obbligatoriamente deve stare in servizio al lavoro fino a 70 anni, le aziende ti licenziano prima e crei un problema sociale ancora più grande, perché molte aziende oggi non reggono un lavoratore a 70 anni, oggi a 67, 66, 67 anni. L'altro tema di equità è il tema dei precoci, cioè se uno ha iniziato a lavorare prima dei 18 anni, quanti anni deve lavorare per poter aver diritto a una pensione? Adesso il trattamento dei precoci verrebbero penalizzati comunque. Allora, finché il presidente Renzi risponde a Mattarella, Merkel, Hollande, eccetera, e non ai noi cittadini, cosa volete che vi dia ascolto? Un politico risponde a chi gli dà l'incarico e non mi sembra di averlo votato. No, il tema che dicevo prima è che il governo, noi stiamo discutendo con un ministro di questo governo che è Poletti, ed è chiaro che Poletti non ha un mandato, diciamo, che viene dall'aldilà, sta in un mandato politico. Noi discutiamo con tutti quelli che vogliono discutere, quindi io non faccio un problema, diciamo, di schieramento, qui si tratta di merito. Il merito è che noi pensiamo che un accordo sia possibile, deve andare in questa direzione, cioè di aumentare il reddito dei pensionati e dei lavoratori ed eliminare alcune incongruenze che la legge Fornero ha determinato, perché ricordiamoci che teoricamente non c'è limite ad andata in pensione. No, infatti, anzi è una e questa cosa, secondo il buonsenso comune, può essere credibile che non ci sia un limite? Mamma mia, facciamo il pieno di realismo e mettiamoci in testa che di pensione non ne avremo. Più poveri quelli che per una manciata di anni non riusciranno ad ottenerla nonostante decenni di contributi pagati e persi. Che scandalo! E il caso che lei diceva dei famosi sessantenne che esce dal mercato del lavoro, ha pagato anni di contributi e non ha neanche la possibilità di integrarla, cioè se non hai soldi da... ma è impossibile. No, adesso i precoci sono una situazione, tra l'altro, dove il governo si era anche impegnato a dare, lo stesso Presidente del Consiglio si era impegnato a dare una risposta, perché qui stiamo parlando di lavoratori che rischiano di lavorare 47-48 anni di lavoro, cioè adesso cifre, e poi quando uno è iniziato così presto normalmente sta in settori produttivi che hanno qualche problema dal punto di vista della sostenibilità, ma non è credibile, cioè il sistema non può pensare che le imprese oggi obbligatoriamente, perché noi diciamo che potrebbe esserci un elemento di volontarietà, cioè io faccio un lavoro che non richiede, diciamo, grande sforzo fisico, grande sforzo eccetera, e posso pensare che posso lavorare. Noi chiediamo, lo chiediamo da tantissimo tempo, che sia introdotto un elemento di flessibilità su base volontaria. Io posso pensare che continuo a lavorare e maturo
diciamo una pensione più alta, ma fissare per legge un meccanismo per cui l'attesa di vita scatta ogni tot, adesso ogni 2 anni, ma fra poco ogni anno, e quindi se l'attesa di vita continua a aumentare oppure ci sono determinate condizioni economiche, cos'è che facciamo? Uno a 75 anni va a lavorare in fonderia, cioè, voglio dire, questa è un po' una provocazione, ma che però non è lontana, diciamo, perché il meccanismo è così fatto. Va trovata una soluzione tra chi ha lavorato molto presto e chi pensa invece di poter andare, perché anche l'APE, guarda, adesso sono state fatte alcune modifiche significative perché si può accedere all'uscita volontaria con un meccanismo che se sono disoccupato, se sono in cassa integrazione, se ho una situazione particolare, il costo che mi viene chiesto, diciamo, si riduce di molto, al 3%, insomma, massimo del costo del trattamento, attraverso un meccanismo di prestito, ma qui si potrebbe discutere, eccetera. Ma un lavoratore normale che non è in situazione di prelicenziamento, di esodato, eccetera, che pensa di attivare l'APE a 63 anni per avere 3 anni e 7 mesi di anticipo, rischia di pagare fino al 15% del trattamento. Significa che succede quello che succede per l'opzione donna, che poi in realtà è una norma che è stata usata pochissimo, perché le donne che hanno potuto accedere a quel meccanismo là erano le donne in realtà costrette da situazioni di contingenza o per malattia o perché la sua azienda ha chiuso, insomma, eccetera, perché non potevano certo sacrificare il 20% o anche più del trattamento pensionistico per poter andare in pensione qualche anno prima, e quindi il risultato che pochissime hanno acceduto a quel meccanismo là. Noi non vorremmo di trovarci in una situazione, badate bene che il limite l'ha fissato la legge Fornero, cioè l'ha fissato il governo precedente, e quindi è paradossale che adesso ci chiedano di pagare per superare un limite che hanno fissato, diciamo. Certo, allora torniamo su questi temi, daremo anche la parola alla nostra esperta di conti perché ci sono alcune valutazioni da fare anche nel merito più specifiche e più tecniche, e tra poco siamo di nuovo con voi.